Amiche e amici dell'hockey su pista, la più cordiale buona serata da Nicola Maragnin qui alla Palavaccari. Tra qualche minuto andrà in scena la nona giornata del campionato cadetto di hockey su pista categoria A2 tra i padroni di casa del Montecchio Precalcino e gli ospiti il Seregno Hockey 2012. Sempre vicino a me Davide Meneghello in regia con Carlo Dalla Valle alle riprese, e sempre vicino a me Filippo Bauce. Ciao Pippo, buonasera. Ciao, buonasera, ben ritrovati tutti. A cui chiedo subito, Pippo, un outlook di questa partita, perché penso ci sia qualche parolina da dire, no? È una partita sicuramente molto importante quella di questa sera. Montecchio e Seregno arrivano, sono appaiati intanto a quota 8 in classifica. Nicola con lo stesso record di 2 vinte, 2 pareggiate e 4 perse, reduci da una sconfitta nel turno precedente. Seregno a domicilio contro Tiene 9-4 per i vicentini. Montecchio in trasferta a Modena con il punteggio discretamente perentorio di 3-0. Allora, come dicevi, squadre appaiate nei quartieri bassi della classifica, una classifica per la verità che è composta da 10 squadre. Fanalino di coda è il Telea Medical di Sandrigo. Nel pomeriggio abbiamo appreso, insomma, di un risultato tra Scandiano e Novara, le due prime invece della classe, che hanno pareggiato per 3-3. Io direi adesso di fare subito i convenevoli di rito, chiamando la lettura delle formazioni, che adesso Davide Meneghello in sovraimpressione anche al gentile pubblico da casa renderà note. Partiamo con gli ospiti del Seregno, che schierano Leonardo Reggio tra i pali, il suo collega di reparto numero 10 Filippo Dimone, con il 21 Riccardo Alberio il capitano, con il numero 4 Mattias Cirino, con il numero 36 Edoardo Febba, con il 3 Mauro Fiazza, con il numero 11 Andrea Giordano, con il 19 Riccardo Tessarolo, con il numero 17 Luca Tremolada e con il numero 33 Marco Tremolada, il fratello, allenati da coach Luca Giaroni. I padroni in casa del Montecchio Precalcino Hockey schierano con il 99 Carlo Sanson, il suo collega di reparto Marco Todeschini con il numero 1, Franco Giuliani con il numero 5, capitano Andrea Zanini con il numero 6, Filippo Tiella con il numero 7, Pietro Martini con il 12, Nicola Pozzo con il numero 9, Elia Guglielmi con il numero 11, Michele Dalla Valle con il numero 4 e Tommaso Graziani con il numero 16, allenati da coach Ivano Zanfi. Pippo, assenza obbligata in casa Montecchio, Davide Zanini è ancora reduce da quell'infortunio che un paio di settimane fa ha subito in una seduta di allenamento. Prima ho scambiato qualche parolina con lui, ha detto ne avrà ancora per un bel po', lo vediamo con le stampelle, qui si parla di un mese, quindi con un risentimento muscolare particolarmente fastidioso che lo obbligherà a starsene fuori dalla pista per qualche settimana in più. Montecchio in completa tenuta nera oggi, deve fare gli onori di casa a Seregno, che ha come colori sociali appunto il bianco-verde. Cercheremo di non far confusione quando parleremo di bianco-verdi, perché in effetti oggi i colori sono quelli. Pippo, abbiamo assistito anche alle operazioni preliminari di riscaldamento, abbiamo avuto anche modo di scambiare qualche chiacchiera con i rispettivi allenatori. Coach Zanfi, Pippo? Coach Zanfi assolutamente perentorio, solo un risultato ammesso questa sera, la vittoria dei suoi. Mentre coach Giaroni, ho avuto modo io di sentirlo durante le fasi di riscaldamento, ha detto per noi ogni partita è una finale, a maggior ragione oggi quando affrontiamo una squadra che è a pari punti con noi sappiamo quali sono i nostri obiettivi, cercheremo di raggiungerli prima possibile, però ovviamente la salvezza passa anche per le sabbie mobili del Palavaccari. Una partita che, ti faccio già una domanda Pippo, sarà una partita di studio oppure assisteremo già subito a fasi concitate, a ritmi alti, per far capire magari una squadra all'altra chi comanda veramente oggi? Secondo me sarà una partita molto tosta, poco studio e molta pratica. Tra l'altro Nicola, Seregno è una squadra molto sorniona, molto solida, molto
dura e arcigna, perché a parte le ultime due sconfitte con punteggio direi molto largo, si no? contiene, in precedenza con, se non erro, Correggio. sì. E la squadra ospite è una squadra che assolutamente ha ottenuto ha tutti scarti davvero risicati, davvero ridotti, quindi anche con le prime della classe contro Novara e contro Scandiano, punteggi sempre in equilibrio, o la vittoria di un gol o la sconfitta di 1-2 lunghezze, quindi sarà davvero tosta per Montecchio questa sera. Invece è il titolo Montecchio che è piuttosto volatile, perché abbiamo assistito a vittorie anche convincenti contro Breganze e contro Sandrigo 15 giorni fa, delle battute d'arresto preoccupanti contro il Roller di Bassano, partite abbastanza buliche e anonime contro Tiene qui al Palavaccari e 7 giorni fa contro l'Amatori Modena, quindi anch'io sono veramente curioso di capire un po' come affronteranno la sfida i ragazzi di Ivano Zanfi. Nel frattempo lo speaker sta chiamando le formazioni. Ci siamo dimenticati di ricordare i direttori di gara, sono il signor Paolo Righetti di Sarzana, coadiuvato al tavolo dei refertisti dal signor Stefano Barbolan di Sandrigo. Allora, mentre stanno dando lettura appunto delle formazioni, Pippo, c'è anche qualche derby qui che cappeggia nell'aria. Sono due gli argentini in pista oggi. Da una parte c'è il Ciuppete Franco Giuliani, il 5 de San Juan, però dall'altra parte abbiamo anche il 4 de San Juan, Mattias Cirino. Pippo, questa è una sfida nella sfida, no? Si respira davvero aria argentina questa sera qui al Palavaccari, come hai detto tu, un derby tra due amici, due vicini di casa, proprio vicini di casa, che hanno condiviso infanzia e giovinezza assieme in quel di San Juan, e quindi sarà sfida nella sfida tra due che sicuramente venderanno carissima la pelle. Franco è un po' lo zio di tutti dentro qui, dall'alto dei suoi 31 anni, più giovane sicuramente Mattias Cirino, che appunto ha 19 anni. Mattias che, come Franco, come Giuliano, il fratello di Franco, e come Marcos Vega, il colo che ha giocato qui l'anno scorso in A1, proviene dal Concepción Patin Club, quindi si respira aria. Tipo, l'abbiamo detto più di qualche volta, l'equazione San Juan sta all'hockey come Rosario sta al calcio, quindi una città di circa 150.000 abitanti, si respira, si vive hockey a 360 gradi. Ne abbiamo avuto prova qualche mese fa riavvolgendo il nastro con i mondiali di hockey che si sono giocati proprio lì a San Juan. E consigliamo a tutti i tifosi di andare su YouTube e guardare qualche highlight di quelle partite. L'atmosfera che si respira è davvero incredibile ed elettrizzante. Bene, allora siamo già pronti qui per dire chi sono i 5 che scenderanno in pista per Montecchio. È molto chiara la fotografia: Michele Dalla Valle con il numero 4, capitano Andrea Zanini, con il 5 Franco Giuliani, con il 99 Carlo Sanson ed Elia Guglielmi con il numero 11. Oggi per esigenze cromatiche appunto Montecchio abbandona la tradizionale casacca bianco-verde, quindi qualche numero di maglia lo vediamo cambiato tra i giocatori di Ivano Zanfi. Dall'altra parte Alberi con il numero 21, Cirino con il 4, poi Tremolada con il numero 17, eccolo lì, che è appunto Luca Tremolada. Poi con il numero 3 Piazza Mauro, che riceve proprio ora la pallina da Tremolada, in avanti per Mattias Cirino, controllato da Michele Dalla Valle. Allora riparte di nuovo dalle retrovie Seregno, i biancoverdi Brianzoli in avanti con Matti Cirino, sempre per
Chiesa carica, una botta spaventosa, Carlo Sanson la controlla abbastanza agevolmente, sempre a comandare le operazioni d'attacco Filippo Seregno. Ora Cirino scalda lo stinco di Michele Dalla Valle, il signor Righetti dice che bisogna riprendere da quel punto lì. Insomma, abbiamo già visto un Seregno che non soffre, insomma, di timidezza, no? Tra l'altro, Nicola, squadre dicevamo appaiate a quota 8 in classifica, ma Montecchio e Seregno vanno anche a braccetto per quanto riguarda il saldo gol fatti, gol subiti. Meno 10 con Montecchio che segna un po' di più rispetto ai Brianzoli, 27 gol fatti contro i 37 subiti, con Seregno invece che ha una difesa leggermente più solida, 33 le reti subite, ma un attacco leggermente meno produttivo degli uomini di Zanfi, con 23 gol realizzati. Allora, primo fallo di squadra comandato dal signor Righetti per una carica ai danni di Andrea Zanini, che ora, coadiuvato da Elia Guglielmi, da quel punto lì cerca di ribaltare quello che è stata l'inerzia di questo match. Insomma, Pippo, prima abbiamo avuto modo di scambiare 4 chiacchiere appunto con il mister, e penso che gli uomini di Giaroni stiano recitando la parte che il suo mister gli ha assegnato in maniera molto efficace, perché li vediamo veramente presenti su ogni pallina, però subito un ripiegamento in fase difensiva, quindi forse è meglio farle o prima meglio non prenderle. Ma è un bel dilemma, sicuramente le squadre ci appaiono abbastanza abbottonate, come si suol dire, quindi per il momento meglio non prenderle, si stanno effettivamente studiando un po' le due formazioni. Allora, sulla pallina in avanti Piazza che scalda il guantone di Carlo Sanson, e ora Franco Giuliani abbondantemente fuori misura il suo fendente, riparte Seregno, scambiano Piazza e Cirino. Ora Cirino per la verità rimane nelle retrovie per cercare un facile passaggio da parte di Alberio. Eccolo lì servito il capitano che passa per l'argentino numero 4 di San Juan. Allora Tremolada in avanti sempre per Cirino, in mezzo al traffico, vediamo con una rabona incredibile, cerca di sorprendere un attento Carlo Sanson, ci prova anche Andrea Zanini con un tiro per la verità un po' sforzato, 2 contro 2, la pallina però viene spedita nella terra di nessuno, sempre le maglie bianco-verdi Brianzole per prime ad arrivare. Ora aumenta la pressione di Seregno in area montecchiese, in avanti ancora la formazione di coach Giaroni, Luca Giaroni, uomo sostanzialmente come giocatore nato e cresciuto a Lodi nelle sue varie declinazioni, poi una parentesi anche su Monza, assistente in A1 a Lodi, e poi per il primo anno questo a guidare i vicini di casa di Seregno, insomma anche altra società che nel 2012 è stata ricostituita, e i fratelli Tremolada insomma negli annali risultano essere proprio i primi giocatori di questa new wave hockeyistica brianzola, che chiaramente è stata rifondata, ricostituita, ed è bello, Pippo, vedere come due prodotti del vivaio siano partiti dalla rifondazione e abbiano debuttato in prima squadra, giusto? Assolutamente, è sempre importante far crescere le nuove leve dal vivaio. Intanto direi la partita, Nicola, sicuramente Seregno un po' più intraprendente, Montecchio più sornione. E attenzione, eccolo lì, abbiamo appunto parlato di Tremolada, e Luca Tremolada rompe gli indugi, sposta l'equilibrio, l'inerzia del match, e quando sono trascorsi 4 minuti e 1 secondo dall'inizio del match, porta in suoi in avanti. Tipo adesso penso che Montecchio debba ritornare un po' più avanti. Le fasi preliminari di studio sono finite e sicuramente avevamo notato un'intraprendenza maggiore da parte di Seregno. È arrivato questo gol che rompe l'equilibrio, e ora Montecchio dovrà
spingere maggiormente sull'acceleratore. Attenzione comunque anche alle ripartenze rapide della squadra ospite. Sì, Luca Tremolada che con la sua ottava convocazione mette a segno il suo terzo gol. Ottima azione questa di Capitan Zanini, che per un amen non riesce a servire Elia Guglielmi. Sempre in avanti Brianzoli, Fiazza ora dice fermi tutti, riparto da Mattias Cirino. In avanti è il 4 sempre per il numero 3, vediamo cosa decide di fare. Riparte da capitano Alberio, giocatore molto solido Alberio, capitano che probabilmente non ha grandi e spiccate doti come goleador, però sicuramente sa dare equilibrio e appunto misura nel gioco di Seregno, no? No, dici bene Nicola, un classe 2001, ha percorso tutto il settore giovanile e salvo una stagione nel HRC di Monza in Serie B non ha mai voluto lasciare la maglia di casa. Diamo una nota così personale: studia scienze motorie ed è pure un allenatore FISR. Allora, nel frattempo il signor Righetti dice che bisogna fermare il gioco, non si fa neanche tempo a posizionare la pallina, che Seregno è già in avanti, sempre pericolo da quella parte lì, probabilmente deve registrare qualcosina Coach Zanfi nella catena di sinistra, e allora ci pensa il ciupete Franco Giuliani. Quando il gioco si fa duro, Pippo, I duri cominciano a giocare. Il pareggio arriva quasi immediato. Montecchio si è lasciato un po' alle spalle, un po' così la ruggine accumulata nei primi minuti, e quindi pareggio qui al Palvarcani. Franco Giuliani è arrivato al suo 10° gol stagionale appunto in 9 partite, vanta un 1-1 nei tiri di rigori. Nelle punizioni di prima invece non è stato altrettanto preciso, con 2 occasioni e nessuna messa a referto. Però quello che è importante per Montecchio, per Zanfi e un po' per tutto quanto il movimento hockeyistico montecchiese, che la squadra biancoverde di casa abbia saputo raddrizzare subito questo match, perché probabilmente, dico probabilmente, per Montecchio dopo aver vinto con Sandrigo questa partita è come per uno studente di ingegneria che deve dare l'esame di analisi 2, giusto Pippo? Assolutamente uno credo degli esami più tosti che uno studente possa sostenere, quindi tra funzioni integrali, derivate, equazioni, veramente da far venire mal di testa. Nel frattempo ha avuto il suo bel da fare Carlo Sanson, e ora Franco Giuliani sventaglia in avanti, pallina che viene intercettata da Piazza. È stato decriptato questo messaggio come pericoloso dalla difesa di Seregno. Riparte la formazione biancoverde ospite, sempre con Mattias Cirino, controllato da Elia Guglielmi e da Andrea Zanini. Scassi davanti il capitano, incrocio di traiettoria con Franco Giuliani, la transizione non riesce ad avere la sua efficacia, anche se una pallina filtrante dalla destra mette Elia Guglielmi a tu per tu con il portiere. Pippo, non ci stiamo annoiando, no? Seregno è pericolosissima soprattutto sulla catena di sinistra, quando davvero sgasa e poi mette in mezzo per gli inserimenti degli attaccanti, e davvero la partita ora è decollata, soprattutto per ritmo e intensità. Il pubblico apprezza, Pippo. Franco Giuliani in avanti, agganciato da Alberio, forse si lascia un po' cadere, vede meglio di noi il signor Righetti, che decide che non ci sono gli estremi per fischiare qualcosa. Allora Andrea Zanini, sempre con il suo gioco ad elastico, chiama un po' di attenzione a Prodomo sua. Partita sicuramente molto fisica in avanti. Allora attenzione, sempre Tremolada, Luca Tremolada, riparte Franco Giuliani. Per fortuna di Seregno c'era la stecca di Piazza a interrompere questo fendente. Ora stanno andando a 100 all'ora davvero, sì. Belle squadre. Michele Dalla Valle scambia per l'11 che è Elia Guglielmi.
Franco Giuliani per un attimo, sempre lì per linee orizzontali, vede in buca d'angolo Andrea Zanini che ha il suo bel da fare contro Mattia Cirino. Vediamo se viene premiato il taglio di qualcuno. La stecca di Carlo Sanson dice: ragazzi, sbrigatevi che mancano 5 secondi ora per la fine dell'azione. Abbiamo visto un tentativo di magia da parte di Franco Giuliani che non è andato a buon esito, no? Che numero, davvero un'azione spettacolare, ci ha provato, ma era davvero impossibile segnare da quella posizione. Gioco all'elastico di Seregno, però in avanti sempre Franco Giuliani, pallina quasi accompagnata, fa buona guardia Leonardo Reggio. Pippo, Leonardo Reggio che è titolare, anzi no, mi scuso con il gentile pubblico perché è proprio Filippo Dimone che tra i pali. Leonardo Reggio lo vediamo accomodato qui in panchina, quindi rispetto le partite, le ultime partite in cui appunto Seregno si affidava al portierino, possiamo chiamarlo così perché è un classe 2005 se non ricordo male, ora si affida a Dimone, sicuramente molto più esperto almeno dal punto di vista anagrafico di Leonardo, no? Sì, Dimone è un 2001 e quindi sicuramente dalla sua una maggiore esperienza. Ancora in attacco Seregno, ottima gioco di sponda, partenze rapide di Montecchio. Franco Giuliani non riesce a concretizzare il passaggio in mezzo all'area per Elia Guglielmi. Avanti Piazza, pallina che finisce fuori dalla pista e poi rientra. Fallo di squadra numero 2 per Montecchio, sempre fermi a quota 1 gli ospiti. Partita sicuramente interessante dal punto di vista tecnico, interessante dal punto di vista fisico. Finora non sta tradendo le attese questo match, no Pippo? Sì, ci aspettavamo sicuramente una partita con tanta garra da parte degli interpreti in campo e così si sta confermando. Ora il pallino è un po' più nelle mani di Montecchio che cerca di portarsi in vantaggio. Ora attenzione palla al break di Piazza, però la pallina tramonta abbondantemente dietro la porta di Carlo Sanson e quindi adesso l'arbitro dice al capitano fischio io. Allora riparte Andrea Zanini, sgasa in avanti Michele Dalla Valle, gioco a 2 con Franco Giuliani, la pallina rimane lì, rimbalza davanti a Dimone e ora c'è il gol. Testo e musica di Michele Dalla Valle, dirige l'orchestra Ivano Zanfi, canta e gioisce Montecchio. E l'orchestra davvero di Montecchio ha prodotto un 1-2 perentorio, in questo caso bellissima l'azione di Montecchio e il gol meritato da parte dei padroni di casa. Allora vediamo un po' come reagisce Seregno, circonnaviga i pali Piazza, ripassa all'indietro per Tremolata, sempre Mattias Cirino. Ancora Piazza, per ora coach Geroni si affida ai suoi, così come coach Zanfi che per la verità ha tirato fuori dal rettangolo di gioco Michele Dalla Valle, ha inserito Nicola Pozzo probabilmente per dare un po' di fisicità in più in fase difensiva, così in effetti bravo il numero 9 montechiese ad arginare ora l'attacco. Riparte però Tremolata con il 17, controllato da Capitan Zanini, cliente particolarmente difficile Zanini per i giocatori di Seregno, giusto Pippo? Capitano con quantità e qualità a profusione. Un aneddoto sul capitano: in fase di riscaldamento mi è passato a 2 centimetri, è andato alla console per alzare il volume della musica per darsi una carica maggiore e la carica sicuramente la sta mettendo tutta sul campo. Allora in questo caso diciamo che attenzione, fallo di squadra, mentre stavamo cercando di dare anche un outlook sulle partite del girone, siamo stati disturbati in senso positivo dalla sirena che è seguita al fallo di squadra numero 2 di Seregno, perché Montecchio ha chiamato
un provvidenziale time out. Nel frattempo, mentre Pippo si è avvicinato con l'orecchio, con lo sguardo alla panchina di Seregno, io cerco di darvi anche qualche risultato delle altre partite qui del girone. Appunto, come sappiamo, Bassano ha giocato ancora giovedì contro Modena, ha perso all'Area Caneva per 4-3. Scandiano e Novara, le prime due della classe, come ricordato anche all'inizio cronaca, si sono scontrate alle 6 di oggi pomeriggio. Il risultato finale è stato un pirotecnico 3-3. Montecchio qui al Palavacari sta mettendo il muso in avanti contro Seregno, ma il risultato che per ora, diciamo, è un po' più sorprendente è Correggio, che sta vincendo al Palaceccato contro la formazione di Nicola Retis, contro il Tiene. Quindi insomma una giornata che sta dando conferme, sta dando sorprese e sta dando anche indicazioni molto precise su come gli allenatori, mi riferisco qui a Montecchio, hanno deciso di preparare il match, no? Ecco, ho ascoltato il time out di coach Giaroni, molto calmo, molto tranquillo, ma allo stesso tempo molto determinato nel pretendere dai suoi che cosa, Nicola? Una maggiore applicazione in difesa, dobbiamo stargli più addosso, li stiamo guardando troppo da lontano, dovete assolutamente aumentare il volume della radio in difesa. Allora, nel frattempo in attacco Montecchio, Andrea Zanini, controllato da due stecche brianzole. Una di queste è quella di Piazza, che lo sbilancia per un attimo, però si riparte con Franco Giuliani, che fa sportellate con il suo amico Mattias Cirino, il quale proprio adesso riparte con tutta la garra del mondo, cerca non so cosa, se un passaggio filtrante, una pallina accompagnata. Fatto sta che la sfera rimane sempre nella disponibilità di Seregno, con il nuovo entrato con Edoardo Febo, Pippo con il numero 36, che è proprio appena adesso entrato in pista. Forse è meglio dire qualche parolina anche su questo giovanotto, giusto? Classe 2004, è un seregnese doc, per lui quest'anno in campionato 2 gol su 8 convocazioni, quindi un ragazzo molto promettente. Piazza in avanti, prova, attenzione Franco Giuliani come un caterpillar, una forza della natura, e Nicola Pozzo scarta il cioccolatino che gli è stato consegnato da Franco Giuliani. Ha aperto la trincea Franco come un tanque proprio argentino. Nicola Pozzo non ha fatto altro che ribadire in rete: morale della storia, Montecchio 3, Seregno 1, Pippo. L'importanza di seguire davvero a rimorchio l'azione, è andato come un treno Franco Giuliani, e Montecchio sta mettendo sul terreno di gioco sicuramente una maggiore intensità, una maggiore convinzione. Seregno è rimasto un po' tramortito dall'1-2-3 di Montecchio. Ecco, sicuramente alla classica domanda: chi ti porteresti per combattere una battaglia? Penso che abbiamo già avuto una risposta che ci viene confermata anche da come sta affrontando Franco Giuliani questo match, non solamente con quantità, con qualità, ma soprattutto con tanta testa, perché il Franco Giuliani di questa prima parte di stagione, di temporada, come dicono da quelle parti, è stato molto altalenante nei risultati, ma mi è sembrato proprio nelle ultime uscite che abbia veramente quasi messo da parte quella sua irruenza, quella sua precipitazione nel voler fare le cose, magari cercando anche il numero d'effetto, ma per essere molto più concreto, no? Sì, ha dato grandi prove di maturità, che è quella che soprattutto coach Zanti si aspetta da lui, e dicevamo andare alla battaglia con gli uomini giusti. Abbiamo Opliti, abbiamo guerrieri, e quindi direi soprattutto definirei quasi spartano l'atteggiamento di Franco Giuliani questa sera. Quando mancano 626 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco, non ci stiamo annoiando, partita veramente che, come avevi ben pronosticato Pippo, insomma non occorreva essere un mago e mettersi su il cappello e usare la sfera di cristallo, però le fasi di studio praticamente sono durate
dai 2 ai 4 secondi e mezzo, no? Assolutamente sì, la partita è decollata decisamente dopo le prime brevissime fasi di studio e ora le due squadre si stanno fronteggiando a viso aperto. Allora in avanti Febbo passa per Marco Tremolada che ha sulle spalle il 33. Pippo, anche Marco, come dicevamo prima, è proprio un figlio di Seregno, no? Marco Tremolada sì, è un 2004 che è nato a Carate Brianza, è rientrato alla base dopo l'esperienza con la Team Service Carmo Zaina 1, dove ha collezionato 12 presenze senza reti. Tra l'altro Nicola è un grande tifoso milanista e appassionato come il sottoscritto di NBA. Il suo idolo, come il mio, è il grandissimo Steph Curry dei Golden State Warriors. Allora, vediamo se Tremolada riuscirà a emulare le gesta di Steph Curry a livello balistico. Per adesso Seregno sta cercando in tutti i modi di impensierire la porta di Carlo Sanson, che, come abbiamo ricordato Pippo nelle precedenti sfide, sta vivendo veramente uno stato di forma incredibile. Allora Elia Guglielmi chiama lo schema. Andrea Zanini la prima volta che lo vedo stoppare una pallina, una sbavatura, rimedia d'esperienza. Fallo di squadra numero 3 per Seregno. Time out numero 1 chiamato da Seregno. Ti vedo andare verso la panchina di coach Zanfi, proviamo a capire un po' quale può essere il sentiment della panchina biancoverde di casa. Una partita che sicuramente non sta tradendo le attese, partita delicata, partita che per ora vede i padroni di casa con un comodo 3-1 in vantaggio quando mancano 8 primi e 34 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco. Buono il colpo d'occhio qui alla Palla Vaccari con i supporters di Fede Biancoverde di casa che stanno cercando di incitare i propri beniamini. Per ora non ci sono state particolari necessità disciplinari da parte del signor Righetti. Partita sostanzialmente corretta, anche se abbastanza fisica. Pippo, te ne torni dallo scambio di vedute con la panchina di coach Zanfi per dirmi che ovviamente il coach Zanfi è soddisfatto, molto soddisfatto della performance dei suoi ragazzi, ai quali ha dato sicuramente un suggerimento tattico molto importante. Ragazzi, ci stanno lasciando spazio e quindi dobbiamo sfruttare bene le ripartenze, i contropiedi. Nel frattempo, proprio sotto lo sguardo di coach Giaroni, deraglia Andrea Zanini che fa vedere proprio un vistoso ematoma sulla coscia sinistra. Ora sono la panchina di Seregno che sta avendo il suo bel da dire con il direttore di gara, che ha comunque fischiato il fallo di squadra numero 4 per Seregno, anzi no, ha alzato due dita al cielo. Anche noi siamo stati ingannati dal tabellone del Palavaccari, che aveva subito segnato il quarto fallo di squadra per gli ospiti. Entrano in pista gli servienti per ripulire, per asciugare la pista del Palavaccari. Proprio in quel punto lì Capitan Zanini è andato a terra a seguito di una carica da parte di un giocatore seregnese. Gioco a due, alza due dita al cielo appunto il signor Righetti, e quindi piazza sulla pallina con Andrea Zanini. Sportivamente Capitan Piazza lascia la sfera a Montecchio, che appunto il gioco era stato interrotto per quella caduta, quindi fair play anche qui al Palavaccari. Nicola Pozzo litiga con la pallina, ne approfitta Alberio che scarica per Zanini che recupera per Tessarolo. Pippo, che è bassanese di origine, sponda Bassano 54, giocatore numero 19, fa il suo ingresso in pista. Adesso si accentra Elia Guglielmi, che dalla sua mattonella prova a lanciare un siluro,
colpisce in pieno petto Filippo Dimone, riparte Michele Dalla Valle che è entrato in pista, cerca ora coach Zanfi di far rifiatare i suoi, quindi soprattutto Franco Giuliani ed Andrea Zannini, che probabilmente sta ricevendo le cure dei sanitari per quell'ematoma. Pallina che schizza fuori dall'area utile di gioco, la riprende Edoardo Febo, si riparte da quel punto lì. Allora, partita che ora sta vivendo delle fasi un po' di confusione a mio avviso, Pippo. Prima abbiamo visto entrambi il gioco molto veloci, passaggi molto precisi, però ora il gioco è un po' più spezzettato, no? Gioco un po' più spezzettato, sicuramente abbiamo visto prima, Nicola, un'immagine che è sicuramente una delle immagini più iconiche del primo tempo. Il recupero di Zannini che guarda qui come lancia e fa ripartire la sua squadra, è davvero sul pezzo questa sera Capitan Zannini. Allora, Elia Guglielmi, mamma, una bomba incredibile che però viene neutralizzata da Dimone. Gioco di prestigio di Alberio per Febo, il 36 stretto come un sandwich tra le maglie nere di Zannini ed Elia Guglielmi. E ora gioco di prestigio del Bassanese con la maglia numero 19, perde la pallina, riparte Montecchio, riparte Michele Dalla Valle, in avanti ancora, tiro che è stato disinnescato dalla stecca sempre di Tessarolo, di Riccardo Tessarolo, riparte il Capitan Zannini da solo contro tutti, prova a telefonare a qualcuno a centro pista, sempre Zannini, one man show del capitano di Montecchio, su tutte le palline, su tutte le palline. Non so Pippo, a me è sembrato che avesse un po' il dono dell'ubiquità, perché l'abbiamo visto contemporaneamente battere a rete, stare dietro la porta e ricevere il passaggio di se stesso, no? Fra un po' ce lo ritroveremo qui in telecronaca molto probabilmente. Oggettivamente Seregno sta mostrando un po' il fianco, un po' in difficoltà in queste fasi di gioco e Montecchio controlla da par suo. Tremolada circonnaviga i pali di Carlo Sanson, cerca un passaggio amico, per il momento la stecca di Dimone sta ricordando i suoi, che i secondi sono finiti, riparte Pozzo, riparte Montecchio, viene stretto dalla morsa biancoverde Elia Guglielmi, ovviamente biancoverde di Brianza, sempre Tremolada per Edoardo Febo a comandare per linee orizzontali. Per ora possesso palla abbastanza sterile di Seregno, non cerca la verticalità, sempre all'indietro, attenzione, sono ancora 15 secondi utili per poter battere a rete, la pallina va fuori, però c'è il secondo time out chiesto da coach Zanfi. Vediamo un po' con le altre partite se ci sono delle novità. Ci sono, sì, perché nel frattempo Tiene è riuscita a pareggiare i conti con Correggio grazie alla rete di Andrea Poli, mentre per Correggio aveva segnato Alessio Caroli, quindi anche la partita del Palavaccari, così come quella giocata nel pomeriggio scandiano, per ora è in parità. Allora Pippo, ti ho visto particolarmente attento, hai preso appunti, sicuramente coach Giaroni avrà detto cosa? Coach Giaroni ha insistito su un concetto, ovvero cambi di velocità. Stiamo giocando troppo la pallina su linee orizzontali, mancano gli inserimenti troppo monocordi, quindi bisogna cambiare il ritmo, variare e inserirsi con maggiore velocità per cercare la via del gol. In avanti Seregno, gioco di sponda
di Alberio con Tremolada. Vediamo se Tessarolo cerca di mettersi in proprio, lo fa, ha fatturato non buono perché la pallina non aveva i giri e la velocità e la potenza giusta per impensierire Carlo Sanson. In alto il periscopio sempre per Capitan Zanini, alza la cresta, trova Franco Giuliani, vediamo cosa si inventa, è il 5 del San Juan, ripassa all'indietro per Nicola Pozzo, Michele Dalla Valle, girano bene quelli di Montecchio, pallina che finisce in buca d'angolo, riemerge Franco Giuliani, quello che ha più esperienza di tutti quanti quelli in pista. 7 secondi alla fine dell'azione utile, alza e schiaccia tentato da Franco Giuliani che però non sortisce gli effetti desiderati. Riparte Seregno, riparte Cirino, lascia partire una bomba terrificante, abbondantemente fuori, in 2 contro Michele Dalla Valle, ha il suo bel da fare il giocatore numero 4 in maglia nera. Tremolada si fa sfuggire la pallina a Franco Giuliani, gioco a 2 con Michele Dalla Valle, e questa era un'azione che forse per quelli di Montecchio meritava qualcosina in più, no? Grande occasione sprecata da parte di Montecchio, e erano state proprio le parole di Zanfi a invitare i propri giocatori ad essere più concreti nelle ripartenze nei contropiedi che Seregno sta concedendo. In questo caso grande spreco per la squadra di casa. Allora Pippo, è entrato nel frattempo Mattias Cirino, abbiamo parlato prima di lui, magari qualche numero anche sul ragazzo originario di San Juan, Pippo. Quindi abbiamo detto è un nuovo innesto del Seregno Hockey 2012 per questa stagione di Serie A2. Ragazzo di 18 anni, l'anno scorso ha militato nel, come dicevi tu, nel Concepción Patin Club, squadra del campionato argentino, e come abbiamo detto nella storia di questa partita, compagno di squadra di Franco Giuliani e di Marcos Vega e il Colo. Quindi abbiamo detto un 2004, è un bomber di razza e soprattutto arriva a questa sfida nel dopo frattempo aver Pippo segnato 3 gol nella partita precedente contro Piene. Sì, stecca calda quella di Cirino. Abbiamo visto però un altro che in fatto di fuoco dentro non è secondo a nessuno. Franco Giuliani è partito da casa sua solo contro tutti, è arrivato davanti al portiere di Seregno, la coast to coast, coast to coast proprio di Franco. Ora pallina a 2, Michele Dalla Valle si libera abbastanza agevolmente di Cirino, riparte con un gioco di prestigio il numero 4, si è trovato la pallina lì Dimone, sarebbe stato veramente un gol pazzesco, così come pazzesco è sempre stata questa azione sull'asse Pozzo Dalla Valle. Montecchio oggettivamente, Pippo, sta cercando di capitalizzare con più ordine le azioni d'attacco, no? E dall'altra parte però speriamo non finisca per recriminare, perché anche in questa stagione c'è la possibilità di segnare e la fa punteggio ancora sul 3-1. Mancano 81 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco. Allora Tessarolo, sguardo alto a cercare Cirino, sempre il bassanese per Capitan Alberio, retroporta per lui, controllato dal ciuffo di Nicola Pozzo, alza e schiaccia, che però non ha intercettato la pallina. Hanno qualcosa da dire i seregnesi per un gioco di stecca forse un po' troppo poco ortodosso. Sempre attenzione, ora rigore. Abbiamo visto appunto più che un incontro di hockey, una gara di scherma tra le formazioni di Seregno e di Montecchio. Ora grazie all'highlight di Davide Meneghello vediamo, insomma, c'è stato un gioco di stecca alto, un po' troppo alta. Quelli di Montecchio dicono le stecche erano tutte alte, cosa potevamo farci? Sulla pallina finisce Mati Cirino per questo rigore comandato appunto dal
signor Righetti di Sardana. Attenzione, Mattias Cirino tu per tu con Carlo Sanson, fischietto in bocca per il direttore di gara, e Carlo Sanson con un miracolo dice di no a Matti Cirino. In avanti Montecchio, e ora vediamo se il suo amico Franco Giuliani sarà più efficace di lui. Pallina che resta lì, si combatte veramente su ogni centimetro, sempre Cirino in avanti. Attenzione il capitano Alberio, scherma e la pallina ci arriva quasi vicino. Abbiamo temuto per l'incolumità di Carlo Dalla Valle, che ci fa segno con un ok che va tutto bene sia per sé che per la telecamera. Probabilmente da casa avranno visto la pallina arrivare lì proprio vicino. Matti Cirino che è al primo rigore, Pippo, di questo campionato, quindi aggiorniamo la statistica: 1-0 su 1 per lui dai rigori, così come è 1-0 su 1 dalle punizioni di prima. 8 gol in avanti. Attenzione Michele Dalla Valle, e con un miracolo Dimone riesce a dire di no al numero 4 Montechiese. Partita meravigliosa, termina ora la prima frazione di gioco, non ci siamo annoiati. Finisco con la statistica di Matti Cirino: 8 gol in questo campionato e ben 4 cartellini blu, Pippo. Assolutamente, e la partita, come hai detto tu, è una partita molto bella, molto godibile. Forse il divario a favore di Montecchio poteva anche essere più ampio, più largo. L'ultima occasione ne è la prova. Primo tempo assolutamente non ha tradito le attese, le due squadre ci stanno dando dentro. Montecchio ci sembra più in palla, più focalizzata sul risultato finale. Vedremo il secondo tempo se Seregno riuscirà a raddrizzare un po' la baracca. Bene, io Pippo ti ringrazio per questa Polaroid che ci hai regalato come sunto di questa prima frazione di gioco. Sul tabellone del Palavaccari c'è il minuto 9 e i secondi 0-1 che separano appunto le squadre dall'ingresso in pista, e con questo io vi saluto, vi do appuntamento appunto fra qualche minuto qui per il secondo tempo di Montecchio Seregno. Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it.
We all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it. La diretta qui al Pale Vaccari. Le squadre sono rientrate in pista dopo i 10 minuti canonici di intervallo. Il punteggio vede i padroni di casa in avanti per 3-1 sugli ospiti del Seregno Hockey 2012. Pippo, la classica domanda che ho mutuato dal mio amico Enrico Giovannelli, ti chiedo cosa hanno detto gli allenatori negli spogliatoi.
Da un lato Zanfi sicuramente più fiducioso, più tranquillo. Attenzione. Anche Ti fanno perdonare No, Vitto perché pure. a seguito appunto di un tiro di Andrea Zanini, chiaramente ha intercettato Luca Tremolada. Vediamo un po' se anche grazie al replay di Davide Meneghello riusciamo a capirci di più. Non sembra proprio, no, si è accasciato, sì, forse a seguito di quel tiro. In effetti Andrea si sincera delle condizioni dell'avversario, fair play a 1000 in questa partita, insomma, nonostante la posta in palio sia abbastanza importante, però le squadre sono fondamentalmente corrette, è giusto che sia così, ne beneficia sicuramente lo spettacolo e forse anche il sentiment degli attori in pista, no? Assolutamente tutto a posto, fortunatamente per i giocatori di Seregno. Dicevamo, coach Zanfi si sarà prodigato a far mantenere alta l'attenzione e l'intensità per i suoi. Dall'altra parte coach Giaroni avrà cercato di ridestare i suoi, forse un po' troppo timorosi nel primo tempo, e quindi vediamo se gli insegnamenti dei coach verranno tradotti da parte delle due squadre in campo. Allora si riparte con Elia Guglielmi, si accentra e il numero 11 carambola, la pallina gli schizza un po' troppo davanti, riparte all'indietro con Andrea Zanini, magia di Franco Giuliani che dice: grazie Andrea, hai fatto un passaggio meraviglioso. Parata la pallina dal portiere di Seregno. In avanti allora sempre la formazione ospite che sta cercando di raddrizzare la partita con il Seregno che sempre adesso è in fase difensiva, con ottima l'azione di Elia Guglielmi che per un attimo non è riuscito a mettere il punto numero 4 nel pallottoliere di Montecchio. Pippo, iniziano già a essere un po' tantine le azioni di Montecchio che non vengono finalizzate, no? Questo è un piccolo campanello d'allarme sicuramente per i padroni di casa. Il vantaggio sì, 3-1, ma la partita è assolutamente apertissima e ancora un'infinità di minuti sul cronometro, e quindi davvero dicevamo nel primo tempo mi sa che non debba recriminare troppo Montecchio su queste azioni un po' sprecate. Allora, Montecchio con Michele Dalla Valle, triangolo di Seregno a ostruirgli il passaggio facile, riparte all'indietro, attenzione di Guglielmi, si gira, piroetta del numero 11, fa buona guardia la difesa brianzola, si riparte con Cirino che butta in avanti per Piazza, si ferma il numero 3, la prende invece il numero 6 di casa, finisce a terra, ancora Tremolada, Piazza in avanti e come un guerriero, sì, prende la pallina in difesa, transizione in avanti, vede Rosso, lascia partire un tiro. Oggi capitano veramente sembra avere una marcia in più degli altri, no? Un classico giocatore all around, c'è dappertutto, corre dappertutto, su tutte le palline, è in attacco, è in difesa, carica i compagni, il capitano che tutti vorrebbero avere. Allora, nel frattempo per Seregno è entrato in pista il numero 11 che è Andrea Giordano, questo ragazzotto che appunto fa il suo esordio dopo che sono trascorsi 4 minuti da questa seconda frazione di gioco. Pippo, anche lui insomma è un giocatore interessante, no? Un giocatore interessante, nato a Matera nel 1996, poi si è trasferito a Milano per studiare medicina, entra nella famiglia di Seregno 2012 e contribuisce alla promozione da capitano dalla Serie B alla 2. L'anno scorso per lui 3 gol in 16 presenze. Tra l'altro Nicola laureato in neurologia con il massimo dei voti, quindi grande, insomma, quando fa una cosa giocatore.
la fa bene, no? Cerca di farla bene anche Andrea Zanini adesso. Pippo, ti ho interrotto, perdonami. No, e per concludere adora anche De André come il sottoscritto. Jordi, che è una canzone del maestro Ligure, è anche il suo soprannome. Infatti da Giordano a Jordi è un attimo, vediamo se può essere un attimo mettere la palla in fondo al sacco per Montecchio, così non è, perché riparte in avanti Seregno, sempre con Marco Tremolada, passa per il dottor Giordano, in avanti l'11 per Piazza, sempre Tremolada per Andrea Giordano, ancora Piazza, bomba da distanza siderale del numero 3, riesce in qualche modo a rimettere la pallina in mezzo all'area Tremolada, non c'era nessuno dei suoi, ora riparte Elia Guglielmi, taglio di Michele Dalla Valle che cercava di disturbare l'azione di ripiegamento di Seregno, ottima combinazione questa a velocità Mach 2.0 di Seregno, la pallina però finisce oltre le balaustre di contenimento, tramonta sulla rete e c'è sempre questo signore qua che sta suonando la carica per i suoi, preferisce ripartire all'indietro per Elia Guglielmi, ora Franco Giuliani, passa per Andrea Zanini. Insomma Pippo, in questa formazione di giovanotti che è Seregno, penso sia anche difficile arginare quella che è l'esperienza che da una parte Zanini e dall'altra Giuliani stanno mettendo proprio per determinare i tempi di gioco di Montecchio, no? Certo, è stata una delle chiavi dell'incontro fino ad ora. Montecchio diciamo matura nei momenti importanti del match, però abbiamo visto, Nicola, comunque un piglio un po' diverso da parte di Seregno, è entrata sul terreno di gioco più convinta, certo deve rimontare, quindi è chiamata ad un extra effort. Attenzione, attenzione Michele Dalla Valle, basta la traversa, e anche questo insomma possiamo metterlo nel cahier de doléances di Montecchio, perché anche questa azione forse meritava qualcosina, però il punteggio rimane come quello che abbiamo visto al tramonto della prima frazione di gioco, cioè il 3-1 con cui per ora Montecchio sta avendo ragione di Seregno, però punto di attenzione anche in questo caso, perché Michele Dalla Valle è stato bravo a far tutto, ha fermato una pallina interessante, una verticalizzazione che arrivava dalla difesa, però anche lì ci vuole forse quello spunto in più per riuscire a metterla dentro, no? Quel killer instinct che ovviamente non si compra al supermercato, che fa sicuramente la differenza per le squadre. Allora Elia Guglielmi prova anche lui a dire la sua in avanti, cerca di riprendersi la pallina, lo fa con un certo successo. Attenzione, Franco Giuliani tenta il tiro e la pallina ora finisce in fondo al sacco e finalmente Montecchio porta a 4 le reti di questo incontro, mette un bel più 3 in avanti su Seregno. Punto di domanda, Pippo, può essere la rete decisiva questa? Può essere la rete decisiva, dai e ridai. Alla fine il quarto gol è arrivato, era nell'aria. Montecchio ha avuto moltissime occasioni per portarsi a quota 4 e c'è riuscita, e sicuramente il punteggio ora si fa abbastanza pesante per la squadra ospite. Sì, anche perché ci dicevi prima che Seregno, a parte una sola sbandata oggettivamente che ha preso, è sempre stata una squadra che è sempre stata lì dal punto di vista dello score, quindi molto solida, prende pochi gol, però adesso 3 lunghezze di vantaggio per Montecchio in casa, sappiamo tutti, piccola postilla del contratto di gioco, che giocare al Pale Vaccari non è facile per nessuno, però insomma siamo già su 4-1 e allora veniamo puntualmente smentiti, perché Andrea Giordano accorcia le distanze, segna un gran gol oggettivamente, mette la pallina nell'angolino dove Carlo Sassono può arrivare, mette il numero 2 sul tabellone dalla parte di Seregno,
4 Montecchio. Ora Pippo, cosa succederà? Abbiamo ancora una partita e ci mancherebbe altro. Tra l'altro dobbiamo ricordare, Nicola, mi aggancio a quello che stavi dicendo tu prima, le prestazioni migliori probabilmente Seregno le ha mostrate in trasferta, infatti le 2 vittorie del campionato la squadra brianzola le ha ottenute on the road, e allora la partita è sicuramente ancora molto aperta. Attenzione Franco Giuliani, mamma mia, ha fatto la transizione da difensiva all'offensiva, ha scartato tutti quanti, è arrivato a tu per tu con Filippo Dimone, non è riuscito a segnare. E attenzione, la stecca di Andrea Giordano, caldissima quella dell'11 Materano, alza e schiaccia la piccadiglia, come la chiamano dalle parti sue. Mattias Cirino mette il punto numero 3. Pippo, abbiamo sì una partita. Il numero 4 si è svegliato o sbaglio? Abbiamo visto un 1-2 davvero perentorio, mortifero, e abbiamo assolutamente una partita. Seregno, che sembrava oggettivamente in difficoltà, ha raddrizzato la barca in un amen. E questo sicuramente è un punto di attenzione. Pippo, sono curioso di sentire Ivano Zanfi. Per la verità lo sento già da qui, perché sta sicuramente catechizzando i suoi, però forse tu fra qualche secondo ci potrai dare qualche informazione in più. Nel frattempo do io qualche informazione al gentile pubblico da casa, perché l'unica partita che è in contemporanea ora con quella qui al Palavacari, quella che si sta giocando al Palazzecato, tiene con Reggio, sono in perfetta parità 2-2. Pippo, cosa ha detto Ivano Zanfi? Zanfi è sempre molto bravo a trovare le parole giuste nel momento giusto. È stato molto cristallino nel suo time out. Ragazzi, non facciamoci prendere dalla frenesia e non facciamoci prendere dalla paura, giochiamo, la partita è lunga, abbiamo le carte in regola per portare a casa la vittoria, dobbiamo crederci e stare calmi. Questo 1-2 in 30 secondi, Pippo, ha forse fatto un po' vacillare le certezze che Montecchio si era costruita finora. Vediamo se con i suoi uomini di maggiore esperienza, Legacy e Diego Guglielmi, Andrea Zanini e Franco Giuliani, la partita potrà essere di nuovo ripristinata nei binari più congeniali per Montecchio. Ora Tremolada in avanti, passa per Febbo, all'indietro per Andrea Giordano. Ottimo l'impatto del Materano in questo scorcio di partita, Pippo. Si è data una scossa, un'energia nuova alla propria squadra, e sicuramente ora Montecchio ha subito un po' il colpo, cerca di riportarsi in attacco e di costruire gioco con il proprio capitano. Allora Andrea Zanini, bomba che finisce abbondantemente alta. Michele Dalla Valle all'indietro per qualcuno dei suoi. Carlo Sanson l'unica cosa che poteva fare l'ha fatta, e l'ha fatta anche bene, perché con un'azione per liberare la sfera appunto ha servito Andrea Zanini. Stop del capitano, possesso montechiese, body check con Febo da parte di Zanini, pallina che viene sicuramente controllata in maniera agevole dal portiere di Seregno. Allora Giordano per Tremolada chiede il gioco a 2, all'indietro per il 36 Febbo, controllato da Franco Giuliani. Ancora Tremolada, traversa clamorosa. Seregno, Pippo, sta iniziando a macinare, sta facendo paura, e forse questa azione di Andrea Zanini la dice tutta, no? Ha cercato di servire un suo compagno in avanti, butta la pallina fuori dalla pista in maniera anche un po' troppo grossolana. Pippo, che sia sentore di insofferenza questo. Forse Nicola un po' di rilassatezza per i padroni di casa. Il vantaggio 4-1 a volte diciamo così, gli stati d'animo
diciamo, traggono in inganno. Seregno comunque ci crede, ci sta credendo sempre di più. Ora sicuramente ha il pallino del gioco in mano e l'inerzia dell'incontro è cambiata, quello sicuramente. Nel frattempo è cambiata anche la pallina di gioco, Pippo, perché con quel passaggio Andrea Zanini ha buttato la pallina fuori, è finita nelle segreterie qui al Palavaccari. Gli servienti stanno cercando di recuperarla, però si gioca con la pallina numero 2. Mattias Cirino, autore di una rete incredibile per il 36 Febbo. 8 secondi alla fine dell'azione di gioco. Nicola Pozzo, servito rimorchio, Andrea Zanini cerca di servire Michele Della Valle con una verticalizzazione. Febbo, gioco di prestigio del 36, cerca di servire Tremolada, in avanti ancora Montecchio, body check di Dalla Valle che serve Michele di Pozzo, che serve Michele Dalla Valle, ancora Michele Dalla Valle tu per tu con Dimone. Ennesima occasione buttata alle ortiche da parte della formazione di Ivano Zampi, e ora Giordano lascia partire a tutto braccio un tiro che Carlo Sanson controlla abbastanza agevolmente. Andrea Zanini, Michele Dalla Valle, Franco Giuliani cerca di rifiatare il 5 del San Juan, sempre Andrea Zanini, verticalizzazione per Nicola Pozzo, piruetta del numero 9, si autopassa la pallina, anzi no, per la verità ci arriva prima Franco Giuliani da solo contro 3 stecche, brianzole, sportellate, fisico, pattini, palline, tutto quanto quello che aveva a disposizione nel suo arsenale l'ha usato Franco. Veramente incredibile questa sera. Che cattiveria agonistica di Franco Giuliani, si è agganciato con Febbo, come hai detto, ha fatto sportellate e assolutamente Giuliani non ci sta e vuole diciamo così far tornare l'inerzia dell'incontro dalla parte di Montecchio. E Nicola, dobbiamo sottolineare, ottima prestazione anche da parte dei portieri. Sanson lo conosciamo, prestazioni sempre ottime le sue, e dall'altra parte Dimone in maglia giallo fluo che sta disputando un ottimo incontro anche lui. Allora, a proposito, c'è sempre quel signore lì con la camisetta numero 5 che sta cercando di dire la sua, però attenzione, ora con una carambola incredibile Seregno trova il punto del pareggio. Pippo, una partita dai due volti con un Montecchio assoluto padrone del match nella prima frazione di gioco. Hanno mangiato spinaci quelli di Seregno, che sono entrati veramente con un piglio incredibile nella seconda frazione di gioco, o forse la metto lì con una sorta di con un po' di malizia, Montecchio si è sentito un po' appagata dal risultato. Credo, Nicola, entrambe le cose. Seregno non ci stava assolutamente a soccombere e quindi ha iniziato il secondo tempo in maniera molto agguerrita. Dall'altra parte Montecchio sì, forse ha allentato un attimo la presa, e del resto non dobbiamo dimenticare, queste due squadre sono appaiate a quota 8, quindi avranno sicuramente valori che alla lunga si equivalgono. Allora, Giordano ha il suo bel da dire, insomma, con una stecca fa capire tutto il suo disappunto dal direttore di gara, lascia partire una bomba incredibile. Ora Pozzo per Zanini, vediamo se Montecchio userà di più la testa dei quadricipiti. Contatto in avanti, sempre Capitan Zanini in possesso della sfera, la perde anche piuttosto malamente a favore di Andrea Giordano. Ora Cirino in avanti, body check sempre grazie al ragazzotto materano numero 11, pallina che resta nella disponibilità di Montecchio, fallo di squadra numero 5 a carico di Seregno. Time out chiamato da Giaroni per quanto riguarda la formazione brianzola. Pippo, ti mando in missione per capire cosa dicono i vicini di casa, visto che noi qui al Palavaccari abbiamo una balconata che ci permette di poter osservare e sentire tutte le panchine
indistintamente. Io ricordo insomma anche quello che sta succedendo sugli altri campi, per la verità non ci sono novità, Tiene e Correggio sono ancora ancorate sul 2-2 alla Palaceccato, partita sicuramente equilibrata, così come è equilibrata per la verità la partita qui al Palavaccari, in cui Montecchio, assoluto padrone del primo tempo, si è fatto raggiungere dalla veemenza, dall'intraprendenza e soprattutto dal cinismo e dalla fisicità di Seregno in questa seconda frazione. 4-4 la partita dal punto di vista del verbale di gara, Pippo. 5-4 quella disciplinare con un leggero vantaggio, con una leggera cattiveria da parte di Seregno. Sei ritornato qui vicino a me, cosa ha detto Coach Giaroni? Coach Giaroni scatenato, ha innanzitutto fatto i complimenti ai suoi per come hanno saputo raddrizzare la partita, ha detto ai suoi ragazzi: ora non regaliamo niente, non facciamo errori, perché da adesso in poi ogni episodio può essere determinante. Quindi ha sicuramente invitato i propri giocatori alla massima attenzione e alla massima intensità. Secondo cambio di pallina nel frattempo, la sfera è stata nuovamente cambiata per esigenze di copione qui al Palavaccari. Ora la rimessa sarà a tinte nero-verdi con appunto Montecchio, Elia Guglielmi per il capitano, Michele Dalla Valle ha il suo bel da fare contro Fiazza, cliente particolarmente ostico Fiazza, il numero 3, Pippo, giocatore solido, magari non appariscente, però sicuramente di sostanza, no? Ha fatto una partita assolutamente molto di sostanza e sta dimostrando tutto il suo valore. Ricordiamo, Nicola è un classe 2005, per lui quest'anno su 8 gare di campionato 6 gol e in Coppa Italia 8 gol su 8 convocazioni, un giocatore che potremmo definire mister concretezza. Bene, allora eccolo lì, il numero 3 lascia partire una bomba incredibile, prende la sfera Capitan Zanini, vediamo cosa si inventa il numero 6, tira sulla cresta, alza il periscopio, servizio al bacio con tutto il galateo di questo mondo per Michele Dalla Valle. La pallina resta lì, ingaggio comandato dal signor Righetti di Sarzana, altra 2 dita al cielo. La pallina ora va nella disponibilità di Capitano Alberio, sempre per Fiazza, e ora Cirino in avanti per Tremolata, all'indietro per Piazza, il numero 3 per il 21. Sempre combinano i giocatori di Seregno che ora provano a ragionare un po'. La sfuriata di questi primi 15 minuti e 40 secondi ha avuto sicuramente epiloghi positivi per la formazione di Coach Giaroni. Vediamo ora se manterranno un approccio più di testa, Pippo, o di impeto e di agonismo. Di sicuro, conoscendo Montecchio, la squadra di Coach Zampi opterà per la seconda scelta, no? Quella di essere un po' più fisici in avanti, visto sono i padroni di casa e come adesso insomma hanno scheggiato la traversa con Andrea Zanini. Sì, la squadra di casa ha subito un po' il contraccolpo psicologico, ora sta cercando di riordinare le idee e prima abbiamo visto anche uno scontro, non se le mandano assolutamente a dire Dalla Valle e Febbo in uno scontro davvero che abbiamo visto qui sotto la nostra postazione, davvero impressionante per intensità. Allora, per gli annali dell'hockey è stato proprio Febbo a siglare il gol del 4-4, prima veramente con un parapiglia. Probabilmente solo le mani magiche di Davide Meneghello ci darebbero la possibilità di dare concretezza e certezza alla marcatura, perché in effetti è stata un'azione abbastanza rocambolesca quella del 4-4. È stato proprio Edoardo Febbo a siglare il gol del 4-4, quindi perfetta parità qui al Palavaccari. 27 secondi che mancano alla fine del match. Vediamo un attimo ora se Montecchio, sempre con
suo uomo di punta Franco Giuliani riesce un po' a spostare l'equilibrio della gara. Per la verità è stato spostato ora Andrea Zanini, fallo di squadra numero 6 per Seregno. La partita anche dal punto di vista disciplinare lentamente si sta alzando, anche se, ripeto, hanno avuto molto da dirsi e molto da darsi. Attenzione Nicola a polso, forse quella stecca un po' alta, però sostanzialmente fair play e correttezza. In avanti Seregno con la formazione Brianzola che perde la pallina. Nicola Pozzo in avanti, abbiamo sentito proprio a chiare lettere Pippo, coach Zanfi che cerca di privilegiare il gioco più largo. Pallina che finisce ora finalmente nella disponibilità di Seregno. Cirino in avanti per tratti orizzontali con Tremolada, Piazza, Tremolada in avanti, ancora Piazza, 21 i secondi che mancano alla fine dell'azione utile d'attacco per Seregno. Marcatura incredibile da parte di Zanini, trasforma ora l'azione da difensiva a offensiva, punta il 17 in avanti, cerca per un momento di far partire il tiro, forse con una piccola indecisione da parte di Leo Guglielmi che non si avventa sulla pallina. A buon gioco ora Seregno con Capitano Alberio. In avanti il 21, fermato però da Elia Guglielmi che come una piovra con una stecca in mano interrompe l'azione d'attacco, fa ripartire i suoi. In avanti posto per Franco Giuliani, classico gioco del 5 del San Juan, lascia la sfera al suo compagno di squadra che del nulla fa partire un diagonale, fermato da Seregno. E ora Piazza. Pippo. Montecchio si sta provando, vuole la vittoria, sta aumentando la pressione in attacco, sta mordendo anche in difesa, capitanata dal proprio numero 6 Zanini, che Nicola mi fa venire in mente Ringhio Gattuso per com'è su tutti i palloni, su tutte le palline, su come morde le caviglie degli avversari. È davvero uno spettacolo. Allora, per una questione di centimetri, il palazzo che voleva costruire Seregno non si è concretizzato, proprio sull'asse Alberio Piazza, veramente per questione di centimetri il numero 3 non è riuscito ad agganciare la sfera. Il time out ora viene chiesto da coach Giaroni, che probabilmente cercherà di dare attenzione, di caricare a 1000 i suoi in questi ultimi 4 minuti e 58 secondi di questa entusiasmante partita. Una partita dai due volti, con un Montecchio che è riuscito a imporre il suo gioco, è riuscito a portarsi anche sul triplice vantaggio, ma poi Seregno con un'azione veramente incredibile e corale di squadra. E qua do anche un merito a Luca Giaroni per aver capito il momento giusto per inserire un corazziere come Andrea Giordano. È riuscito a mettere in parità la sfida. Pippo, coach Zanfi. Coach Zanfi ha visto un buon body language da parte dei suoi giocatori, che sono assolutamente convinti, sono concentrati per questi ultimi 4 minuti e 58 secondi. Ha detto: ragazzi, crediamoci, ok, abbiamo preso una sbandata dal 4-1 al 4-4 di Seregno, ma ora possiamo portare a casa l'incontro, quindi ha dato la carica ai suoi, e infatti eccoli qui in attacco. Elia Guglielmi da solo contro tutti e la pallina finisce in rete. Super azione del numero 11 Elia Guglielmi. Elia Guglielmi ha letto bene la situazione, è forse quello che è entrato dopo questo time out con una carica superiore,
ha messo il muso in avanti Montecchio e deve ringraziare sostanzialmente il suo numero 11. Cambio azzeccatissimo da parte di Zanfi. Avevamo visto già nelle ultime 2-3 azioni un Guglielmi assolutamente in palla e pericolosissimo. Dal nulla si era costruito un'occasione da gol e qui ha portato di nuovo in vantaggio i suoi per il 5-4, ma la partita non concede un attimo di respiro. Manca ancora una vita e mezza, 4 minuti e 35 alla fine di questo match. Allora Andrea Giordano, Pippo, abbiamo visto prima insomma, un fisico da Marin che è entrato in pista con una cattiveria, con una presenza, con veramente un carattere incredibile. Ora di nuovo Febbo con il 36 cerca di tirare, la pallina si spegne dietro la rete di contenimento. Nicola Pozzo in avanti, Montecchio in avanti, transizione dei biancoverdi di casa oggi incompleta, tenuta nera, riparte Piazza. Febo con il 36, Pippo non ci stiamo annoiando, possiamo riavvolgere il nastro, punto di domanda. Possiamo riavvolgere il nastro, ma vogliamo stare qui a vedere come va a finire. E siamo davvero curiosi, la partita è entusiasmante e parlavamo prima di body language. Effettivamente il body language di Montecchio all'uscita del time out è stato eloquente, e abbiamo visto come la squadra di casa sia riuscita a portarsi di nuovo in avanti. Allora non c'è un attimo di tregua, Zanini per Pozzo, all'indietro per Guglielmi, aprirà sicuramente per Franco Giuliani quando la pallina il numero 5 cerca sempre una giocata, va da solo in avanti, spintonato sulle balaustre. Oggettivamente abbiamo visto un contatto particolarmente vivace che ha subito Franco Giuliani. Chiede, ma è solamente un fallo di squadra questo? Per la verità 7 sono i falli a carico di Seregno. La panchina montecchiese qui sotto di noi invocava ad un cartellino blu perché è stato abbastanza deciso l'intervento della difesa di Seregno. Si riparte comunque da Capitan Zanini. Pippo, Franco Giuliani ha preso una botta terrificante, si è rialzato come fosse caduto dal triciclo. E ancora una volta l'ufficio faccia, la calma, la tranquillità, la concentrazione di Franco Giuliani. Ha subito un fallo effettivamente molto duro, non ha reagito, non ha risposto a provocazioni, qualsiasi tipo di provocazione, e quindi ancora una volta sul campo sta dimostrando tutta la sua maturità di gioco. Eccolo lì, si apre in avanti, attenzione, pallina alta, viene intercettato in qualche modo da Pozzo. Bravo Carlo Sanson a pulire la pallina in favore del suo capitano, il quale sventaglia in avanti per Franco Giuliani. Vediamo cosa si inventa. Cercava un passaggio in quota per Nicola Pozzo, schema che era già stato premiante in occasione della sfida contro Breganze. E ora Andrea Zanini, transizione ovest-est, riparte con Franco Giuliani, Elia Guglielmi sempre per il 5 in avanti. Franco Giuliani, 1, 2, 3 stecche bianco-verdi, catalizzatore di tutte le attenzioni di quelli in pista. Franco Giuliani, sì, ma siamo anche davvero estasiati dalla prestazione di Elia Guglielmi. ed ecco, mette mano in tasca, a dire Nicola, mette mano in tasca il signor Righetti, il cartellino blu, va davanti al tavolo dei refertisti, certifica l'espulsione temporanea per Franco Giuliani, che finisce nella panchina dei cattivi. Coach Zanfi qui sotto di noi ha il suo bel da dire contro il direttore di gara, perché forse è memore di quello scontro in cui proprio il numero 5 aveva subito un fallo sicuramente importante. Il direttore di gara è stato dell'avviso di punire invece l'infrazione del 5 argentino, ed ora Seregno usufruirà di una punizione di prima. Come dicono quelli bravi, è attualmente in power play. Vediamo se Andrea Giordano riuscirà a concretizzare questa azione. Apre le ali Carlo Sanson, muove il pallino Giordano, pallina abbondantemente a lato, e poi per la rubrica
il miracolo quotidiano di Carlo Sanson, abbiamo avuto una prova adesso, no Pippo? Sì, Nicola, poteva essere e rischia di essere un turning point questa mancata occasione di Seregno. Sanson ha ipnotizzato Giordano e ha fatto una cosa davvero molto importante, sbarrando la strada e dicendo qui non si passa. Allora, in questo caso rumoreggia il pubblico di Montecchio adesso per ogni I falli contatto. ora. Fallo di squadra numero 9, attenzione per attenzione. Seregno, si accende la lampadina rossa del totem vicino al tavolo di refertisti a carico di Seregno. Bravo il capitano a farsi fare fallo in questo caso, soprattutto considerando che Montecchio gioca con uno in meno, Seregno e il power play, no? La posta in gioco del resto, Nicola, è altissima. Questa è una partita, abbiamo detto, cruciale per entrambe le squadre, e quindi ovviamente 1 minuto e 38 da giocare. Seregno prova il tutto per tutto, sicuramente scontri molto molto duri in questi ultimi 2-3 minuti. Allora, gli ultimi minuti si stanno giocando anche al Palaceccato. Ora Correggio ha messo il muso in avanti per 4-3, per la verità stava conducendo per 4-2, Alberto Rigo ha segnato una punizione di prima, quindi la squadra di Retis è andata su 3-4. Ora vediamo Andrea Zanini, sposta tutti quanti in avanti. Per il direttore di gara non c'è il fallo, siamo a quota 9, Pippo, basta Nicola, veramente il dettaglio, botte da orbi direi. basta un dettaglio per far andare lo score disciplinare a 10 per Seregno. In questo caso sarebbe Montecchio a poter usufruire di una punizione di prima. Giordano per Cirino, sempre l'11 Materano che passa per Piazza, ancora Giordano in maniera un po' troppo imprecisa per il numero 3, Cirino. Vediamo come affronta questo 4 contro 3 Montecchio, vediamo se con la stecca di Cirino si tenterà il tiro. Secondi che si esauriscono, riparte Andrea Zanini, d'esperienza il capitano, circonnaviga i pali della porta seregnese. Nicola Pozzo in avanti Montecchio, scorrono ancora i secondi, transizione di Piazza, 28 i secondi che mancano alla fine della partita. Pippo, abbiamo il cuore in gola, non l'abbiamo più fatto nei polmoni, però è una partita veramente avvincente, con il quadrilatero di Seregno che sta in tutti i modi cercando di scardinare la difesa di Montecchio, e quindi con attenzione 4 gol della partita di Sanson. Sì. Attenzione, è uscito il portiere di Seregno. Montecchio Ed è finita. si porta a casa questa partita con il cuore, con i denti, con il cervello e anche, io oserei dire, con i muscoli, Pippo. Incredibile, eccoli qua i giocatori di Montecchio che si abbracciano, tutti in buca d'angolo. Che partita veramente incredibile. Seregno ci ha provato fino alla fine a cercare il pareggio, non c'è riuscita. Montecchio porta a casa 3 punti fondamentali per la propria classifica ed è stata una partita fantastica. Emozioni su emozioni. Allora, piace questo esito al pubblico di Montecchio, un 5-4 veramente pirotecnico, ne abbiamo visto di tutti i colori, e forse un po' l'immagine della vita di un essere umano, dalla nascita appunto alla maturità piena. Abbiamo potuto assaggiare tutte le emozioni che sono nello scibile umano. Ricordo il punteggio appunto, Pippo, con un Montecchio che vince per 5-4, possiamo dire lo scontro diretto con Seregno, in virtù dei gol che sono stati siglati nel primo tempo con Luca Tremolada per Seregno, pareggio di Franco Giuliani. In avanti Montecchio con Michele Dalla Valle, triplice terzo gol di Montecchio con Nicola Pozzo. Michele Dalla Valle porta a +3
Montecchio, e poi con una seconda frazione di gioco veramente incredibile, Seregno rialza la testa, prima Giordano, poi Mattias Cirino e poi Febo Edoardo portano in parità il match, però ci pensa la zampata finale di Elia Guglielmi a mettere il punto esclamativo su questa partita. Pippo, una fotografia del match. La partita si era tremendamente complicata per Montecchio, che aveva condotto per gran parte del match, sembrava aver messo la parola fine e comunque aver messo in cassaforte la vittoria. Seregno invece non era di questo avviso, è riuscita a portarsi sul 4 pari, e poi la zampata vincente di Elia Guglielmi, e allora 5-4, direi Nicola, meritata comunque la vittoria dei padroni di casa per quello che hanno espresso nell'arco dei 50 minuti. Seregno comunque è una buona squadra, una direi formazione che darà sicuramente filo da torcere anche nel girone di ritorno a chiunque, e allora vittoria davvero molto molto importante per Montecchio Percalcino. Allora io direi di concludere questa direttissima qui al Parevaccari, non prima di avervi detto che almeno per quanto riguarda il sito FISR tiene e corregge, stanno ancora giocando, sono sul 4-4. A me non resta altro che ringraziare Davide Meneghello in regia, Carlo Dalla Valle alle riprese, Pippo sempre un ringraziamento incredibile per quanto mi riguarda nei tuoi confronti. Grazie Nicola, troppo gentile. E auguro al pubblico un buon proseguo di serata e arrivederci fra 7 giorni, perché qui a Montecchio arriverà il Correggio, che appunto sta per il momento ancora pareggiando al Palaceccato. Da Nicola Maragnin la più cordiale buona serata a tutti. Buonasera anche da Filippo Bauce, grazie.